Di scantonare dal percorso del trenino verde. Mi spingo a nord, fino a Dorgali, in provincia di Nuoro. Ho appuntamento con una grande vicenda mai accaduta. Devo incontrare la nipote di un genio mancato. L'invenzione si componeva di praticamente era realizzata sul proiettore stesso. All'ingresso del primo rocchetto, secondo le descrizioni tecniche del signor Fancello, e qui abbiamo un esempio di un proiettore d'epoca, era presente un sistema di riproduzione meccanico-gramofonico. In effetti, con questo sistema si ottenne una sincronizzazione di suono tra immagine proiettata e riproduzione. Sono Lidia Fancello, sono la nipote di Bacchisio Fancello, che nasce qui ad Dorgali nel 1897. Nel 1924 inventò e brevettò la colonna sonora. Bacchisio proveniva da una famiglia di falegnami e intagliatori del legno e lui coltivava anche la passione per la fotografia e per il cinema. Nel 1920 o giù di lì conobbe mia nonna Gerolama Spano dopo aver fatto il militare a Tempio e poi tornò a Tempio per sposarla. Lì ebbe tanti figli e lì iniziò la sua carriera di fotografo e anche di cinematografo, perché prese 3 sale, una a Tempio, una a Aggius e una a Calangianus. Comprava le cosiddette pizze e poi le proiettava in giro per le sale. E questa passione per la fotografia e per il cinema insieme lo portò a concepire un sistema di incisione della colonna sonora. Nonno Bacchisio aveva trovato il sistema di incidere sia suono che immagini sulla stessa pellicola. Di questa invenzione presentò il brevetto a Roma al Ministero dell'Industria nel febbraio del 1924, anticipando di fatto per ben 3 anni l'uscita ufficiale del cinema sonoro, che come tutti sanno risale al 1927 ad opera della Warner Bros. Con il film più famoso, che era Il cantante di jazz. L'eco della scoperta arrivò in Francia. I fratelli Lumière, incuriositi, convocarono a Parigi l'inventore sardo. Qualcuno però fece sparire il brevetto. Bacchisio si disperò. Avrebbe potuto recuperarne una copia a Roma, presso il Ministero per l'Industria ed il Commercio, ma il viaggio lo avrebbe dissanguato economicamente. Si rassegnò al fatto avverso. Questi brevetti lui non li trovò più. Li ritrovò 20 anni dopo circa la figlia più grande, Pasqualina. Trovò questi fogli stranissimi in una cassapanca a casa della nonna. Riconobbe, capì che si trattava dei brevetti dei quali lei aveva sempre solo sentito parlare, ma il padre era talmente amareggiato a quel punto da questa storia che era andata male che addirittura la minaccia le dice che avrebbe dovuto strapparli, e lei invece li conserva fino agli anni 90 più o meno. E un giorno con tristezza mi disse: vedi, tutti si ricordano dei fratelli Lumière che hanno inventato il cinema, però nessuno si ricorderà mai di mio padre che inventò il cinema sonoro. E da quel momento io iniziai una ricerca che durò anni e che alla fine mi portò all'Archivio di Stato a Roma. Fu un'emozione fortissima. Io toccai con mano proprio il brevetto con i fogli disegnati a mano da mio nonno, che riproducevano i fotogrammi e la colonna sonora incisa a margine dei fotogrammi. Era come se in qualche modo ci fosse una rivalsa, un senso di riconoscimento al valore di quest'uomo che probabilmente era stato preso in giro anche da persone che gli stavano molto vicine, ed era talmente tanto non creduto quest'uomo che al suo paese stesso, Dorgali, c'è un detto che gli anziani ricordano tuttora,
e che si dice su biglietto Pintulino. Cioè il biglietto di Pintulino è qualcosa di cui tu ti vanti ma non riesci a provare. Fancello, detto Pentolino, in quanto liutaio, sfiorò la storia, rimanendone escluso. Allora come oggi, sembra che la storia continui solo a lambire quest'isola affascinante e misteriosa, lasciandola intatta, al suo tempo circolare, proprio come aveva intuito Lawrence, osservandola nel gennaio del 1921 dal suo finestrino.